La Guardia di Finanza ha denunciato la segretaria di un commercialista padovano con l'accusa di aver prelevato nel corso degli anni, con la complicità del compagno, una somma di oltre 600.000 euro dai conti correnti aziendali e personali del professionista, a sua completa insaputa. L'indagine è partita dalla denuncia del commercialista che si è visto rifiutare l'acquisto di un libro online perché il conto corrente era stato completamente prosciugato. Le Fiamme Gialle hanno così disposto perquisizioni nei confronti della segretaria, originaria di Casalserugo, e del suo compagno, sequestrando documenti bancari e varie carte di credito e bancomat. Secondo le Fiamme Gialle, infatti, la donna avrebbe anche utilizzato il bancomat del commercialista per numerosi prelievi, nascondendo poi le lettere che arrivavano in studio dalla banca. Secondo le indagini, la somma complessiva, sottratta tra il 2015 e il 2018, ammonterebbe a 610.000 euro, e così è scattata la denuncia per appropriazione indebita aggravata e per sottrazione e soppressione di corrispondenza. La donna è stata anche segnalata all'Agenzia delle Entrate per sottoporre a tassazione la somma sottratta.